furgone lanciato a tutta velocità in retromarcia che sfonda la vetrina e poi i ladri che entrano di corsa. Uno scivola sui vetri rotti, si rialza e comincia la razzia. Le immagini della telecamera di videosorveglianza interna al bike shop di Resana hanno immortalato il colpo messo a segno alle 4:30 di venerdì scorso nel negozio di via Martiri della Libertà. I banditi si muovono rapidissimi ed appena in 70 secondi riescono ad arraffare 8 biciclette per un valore di circa 40.000 euro, senza contare poi i danni al negozio provocati dalla spaccata. Proseguono le indagini condotte dai carabinieri di Castelfranco, che stanno cercando di individuare la banda di predoni, banda che potrebbe aver preso di mira nei giorni precedenti anche altri negozi di biciclette tra il Trevigiano e il Bellunese. Sono circa 10 giorni che stanno comunque battendo tutti i negozi di bicicletta dei dintorni, perché sono stati qui vicino a Castelfranco Veneto, a Cittadella, a Feltre, a Belluno, insomma sappiamo di essere sempre sotto il loro controllo. Una bicicletta da 8.000 euro che magari ha liste d'attesa di un anno, figurati, pochi giorni la piazzano.